Benvenuti a Campofontana, un piccolo borgo nella Lessinia veronese orientale. In tutto, pensate, 70 anime. Ma quando arriva dicembre, in questa contrada, la famosa contrada Roncari, si accende la magia del presepe vivente. Questo è il presepe della ripresa. Dopo 3 anni di stop, partiti con il Covid, dovevamo ripartire l'anno scorso, ma abbiamo fatto fatica. Dico la verità, non è stata una ripresa facile, perché anche quest'anno siamo stati fino all'ultimo, lo facciamo, non è semplice, perché comunque c'è tantissimo lavoro manuale qui dietro a questo presepe. Però avete l'esperienza dalla vostra parte. Sì, effettivamente questa è la 24esima edizione, quindi sono tanti anni partiti veramente da una piccola idea, perché mi piace anche ricordarlo, insomma, questo presepe vivente è partito con un'idea, un'intuizione di Lovato Ruggero, che è stato l'ideatore, che ha avuto l'idea di provare a creare una natività in questa contrada. Un Natale gli è venuto in mente di provare a creare una piccola Betlemme ambientata nella Lessinia dei primi del Novecento. E da questa piccola idea, che era nata all'inizio veramente con qualche baracca qua e là, quindi con qualche piccola struttura, pian pianino poi l'entusiasmo, perché insomma si vedeva che la cosa piaceva, funzionava, negli anni è cresciuta. Lovato Ruggero nel frattempo ci ha lasciato purtroppo, ma è anche un po' un regalo che facciamo a lui, ed è diventata questa cosa in cui adesso siamo quasi noi che non riusciamo, come dire, a non farlo, perché ce lo chiede la gente. Lungo le viuzze del borgo, ma anche all'interno di alcune case dei residenti, sono state ricreate diverse situazioni che parlano soprattutto di mestieri antichi, alcuni dei quali svolti oggi dalle stesse persone che sono protagoniste in questo presepe vivente. E questo, se vogliamo, da parte degli organizzatori è stato un omaggio alla cultura e alla tradizione di questa terra, che si accompagna ovviamente al messaggio sacro della Natività. Si è cercato un po' di ricreare l'ambiente della Lessinia dei primi del Novecento, per cui quella Lessinia dove la vita era in contrada, dove c'erano tutte le attività, le persone che avevano gli allevatori, chi aveva le capre, chi faceva tutte le attività nelle contradine, quindi in ogni casa, ricreando un po' quello spazio anche vivo della Lessinia del Novecento, con tutti gli arti e misteri di allora. Pertanto questa è anche un po' una contrada che si è prestata in modo particolare, perché è rimasta, nonostante ovviamente i cambiamenti che sono avvenuti nel tempo, però è rimasta ancora abbastanza integra. I figuranti sono persone che nella gran parte dei casi fanno anche un po' questo mestiere, quindi ci sono artisti, artigiani del legno, che ovviamente magari in queste occasioni, come dire, portano qui dei lavori, dei mestieri che erano ovviamente di qualche anno fa, che magari adesso non vengono più fatti. Ci sono persone magari che fanno tutt'altro mestiere, ma che hanno la passione, una grande passione per le arti e i misteri di una volta, per cui le ripropongono, e persone che lo fanno, ripeto, che lo fanno tutti i giorni, perché qui abbiamo persone, questa è una contrada, siamo in un paese di montagna, qui viviamo ancora di vacche, di allevamento fondamentalmente, per cui sono persone che, ad esempio, chi fa il latte, chi fa il formaggio, chi fa il burro, lo fanno effettivamente anche come lavoro. Però qui la differenza qual è? Che la fanno come lo facevano una volta. Gli organizzatori sono composti da uno zoccolo duro di 10-15 persone che cominciano almeno 2 mesi prima a organizzare tutto quello che vedete, fanno veramente tutto loro, tutto a mano. Sono 10-15, belli agguerriti, belli tosti, ma anche contagiosi, perché poi si uniscono tante persone di Campofontana ma anche del circondario. E questo, se vogliamo, incarna anche lo spirito di un presepe, che è risvegliare quel senso di comunità che qui in Lessinia assume un sapore veramente molto particolare. Elisabetta, perché lo fate? Perché lo facciamo? Lo facciamo forse perché è proprio la soddisfazione che ci dà la gente. Abbiamo visto che negli anni la gente cerca un po' situazioni come queste, cerca eventi semplici come questi, perché ecco, la forza di questo evento, la forza di questo presepe è che è di una semplicità estrema in sé, non ci sono effetti speciali, non ci sono cose finte o ricostruite, sono cose veramente vere e semplici. E questo è apprezzato tantissimo, perché sono cose ormai, arte, mestieri, situazioni, sono cose che la gente, che difficilmente riusciamo a trovare altrove, o magari li vediamo nei film, ma rivederli qui
farli e vederli anche fatti in questa maniera così naturale è un qualcosa che alla gente piace molto e a noi piace anche farlo, insomma, perché ci piace anche dare questo, regalare alle persone queste situazioni, cosa che è rara da trovare perché magari lo si trova in qualche filmato, ma vederlo fare con gli strumenti di una volta è un qualcosa di bellissimo. Quello che state facendo in qualche modo cementa lo spirito di comunità? Allora, sicuramente rafforza l'orgoglio anche di appartenere a una cultura contadina che noi la viviamo ancora in maniera piena, perché comunque è la nostra cultura, siamo ancora contadini di origine o ancora di fatto, per cui sicuramente da questo punto di vista rafforza. Non è facile fare questo presepio perché comunque noi in questi 3 giorni inondiamo di persone questa contrada che è una contrada viva, perché qui ci abitano persone, per cui diciamo che chi abita in questa contrada ci supporta, ma a volte ci sopporta, anche perché chiaramente invadiamo spazi e strutture. Però di fatto, insomma, se riusciamo a continuare, se riusciamo a farlo è anche perché siamo orgogliosi di questo. Noi nella nostra piccola, anche nel nostro piccolo gruppo, nell'essere così pochi e nell'avere queste strutture così semplici, riusciamo a portare qua migliaia di persone. Quindi vuol dire che sicuramente questo funziona.